in cui ormai, diciamo, con l'offerta televisiva che c'è, o tu ti attrezzi, è un po' come quando lo stesso meccanismo che succede quando c'è una competizione industriale molto alta nello stesso territorio, no? Ti devi inventare qualcosa, hai bisogno anche di fare le ristrutturazioni, e se ci sono degli esuberi e degli sprechi li devi eliminare, ma devi investire. Ora la RAI è ancora quella vecchia nave un po' riverniciata perché riproduce ogni anno le stesse prime serate, no? Quindi o la RAI si mette in testa che si vuole competere, perché questo mercato non si può tenere così bloccato. Adesso è bloccato perché viviamo in una dittatura, no? Siccome viviamo in una dittatura, quindi lei che ha i soldi non può decidere di fare un terzo polo, no? Quanti di voi hanno i soldi vogliono fare il terzo polo? Scordatelo, perché non lo deve fare, perché di ogni euro che viene investito in pubblicità, 65 centesimi si rimette in tasca al Presidente del Consiglio, una parte si rimette nel servizio pubblico, grazie, il servizio pubblico così stiamo qui che possiamo lavorare, e pochissimo rimane agli altri. È un sistema bloccato, non è un vero mercato, si chiama duopolio, esiste solo grazie a delle leggi inique, e quindi quando questa roba sparirà, perché pure in Cina sparirà, quindi va a sparire pure da noi, a quel punto ci sarà la partita vera, e lì ti devi presentare sul mercato, devi dire chi sei, gli fai gli investimenti tecnologici, costruisci le reti veloci, fai il rapporto con il pubblico, mandi in diretta a questo paese, ti inventi trasmissioni nuove, no? Interessante. Quindi io mi immagino un futuro sempre più in cui la RAI sta a conquistare la torta pubblicitaria, oppure, diciamo, nasceranno nuovi soggetti. Facciamo quelle domande.